Ci troviamo qui in una classica situazione in cui la roccia vulcanica del Foscarino è ben visibile. È un tipo di roccia molto friabile che si spacca, si rompe e si trasforma in terra. Questa terra è molto ricca di minerali, è ricca di elementi che poi vanno a contribuire al bouquet dei vini, e questa è una cosa assolutamente ripetibile, perché è questa la vera enologia secondo noi. Si è cominciato col Sauvignon, si è cominciato con il Vulcaia, che è stato proprio il nostro cavallo di battaglia. Avevo intuito che all'epoca fare un vino completamente diverso, un Sauvignon che a me piaceva molto. Mio padre aveva avuto l'idea di piantare alcuni appezzamenti di Sauvignon sul Monte Foscarino con un'attitudine assolutamente contraria a quella che era la percezione generale, che un vino così non sarebbe mai potuto funzionare. Pensate che uno dei maggiori amici disse 6 mesi e dovete levare quelle vigne. In realtà è stato un successo, perché poi io ho pensato ad un marchio, appunto Vulcaia, e il fatto che questo sarebbe stato l'unico Sauvignon sul terreno vulcanico del Soave classico, e avevamo capito che con tutta probabilità avremmo avuto degli ottimi risultati, perché caratteristiche del territorio, la mineralità, il tufo, la lava, ad un vitigno come il Sauvignon non potevano che fare bene. Eccoci arrivati nel cuore dell'area del Soave classico. Questa è l'azienda storica di famiglia dove mio padre ha iniziato ad acquistare vigneti fin dagli anni 60. L'area è un'area eccezionale, è l'unica area completamente vulcanica del nord Italia, e quindi ha la latitudine più alta, quindi il clima è un clima diverso da quello delle aree meridionali. Ha degli inverni freddi, ha una buona inversione termica, ed abbiamo una terra che è 100% vulcanica, quindi basalto lavica nera, scura. La Garganega è il vitigno che i romani hanno probabilmente portato in queste zone dopo averle conquistate, parliamo di probabilmente 2000 anni fa, ed era, si immagina, un vecchio grecanico, una varietà importata dalla Grecia. Garganega è con tutta probabilità la dizione locale, il dialettale di quella che poteva essere il nome originale. Pertanto dire che la Garganega è adattata a questo territorio è dire poco. Sicuramente sono più di 1000 anni, probabilmente 2000 anni che la Garganega è qui e ha trovato un'area assolutamente perfetta per questo tipo di varietà. Quindi le caratteristiche del Soave, floreale e minerale, si esprimono in queste zone da sempre, e non a caso questo è diventato un grande vino classico italiano e devo dire in epoca non recente era l'unico vino bianco importante prodotto nel Veneto nella storia. Quindi qui veramente ci troviamo su di un pezzo di storia del vino italiano, ed oggi possiamo dire che questa azienda è quella che è proprio incastrata nel centro della zona del Soave classico, il Monte Foscarino, e da questo punto partono tutti i vigneti della nostra azienda, che è principalmente Garganega. Produciamo anche un po' di Sauvignon, ma la Garganega è di gran lunga la maggior parte della nostra produzione. I vigneti hanno più di 30 anni, sono delle pergole che noi abbiamo voluto restaurare negli anni, a partire adesso dagli anni 90, e abbiamo ottenuto oggi dei vigneti con un'età media decisamente elevata, e questo ci porta a produrre dei vini
chiaramente complessi, lunghi, multidimensionali, che sono quelli che danno la possibilità a chi beve di avere delle emozioni. I 3 vini sono il Vin Soave, i vigneti di Foscarino, che è la selezione delle vigne più vecchie, e il vigneto Dulot, che è un vigneto singolo che abbiamo introdotto a metà degli anni 90. Tutta la nostra azienda è esposta a sud, sud-est, sud-ovest, e la vendemmia della Garganega si svolge in ottobre. L'ottobre è il mese tradizionale e noi abbiamo voluto rientrare in questa tradizione, perché abbiamo visto che solo in quel momento l'uva si colora di giallo, di oro, e gli aromi finali sono quelli che si trovano poi nel vino. Gli aromi sono assolutamente unici: la camomilla, il sambuco, l'iris, e poi ovviamente questi vini, quando riescono ad invecchiare, un Soave può invecchiare decisamente bene, evolvono verso il miele dei fiori compositivi, quindi è una cosa assolutamente interessante vedere come il Soave dopo qualche anno possa esprimere delle note molto molto complesse, molto evolute. Per fare questo, secondo me, è anche importante fermentare e mantenere per un certo periodo il Soave in legno di rovere. Noi lo facciamo con vecchie barrique principalmente, e questo ci dà la possibilità di mantenere il vino sulle sue fecce e di farlo diventare quel colore, quel vino d'oro che poi in bottiglia evolve per svariati anni.